Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio raccontare una delle solite storie di fantasie del vostro Marietto. Questa storia più o meno si potrebbe ambientare circa 8-9 anni fa massimo. Quindi il vostro Marietto pesava sui 110 kg, aveva il suo tram tram e si è accorto ultimamente che in casa, quando appoggiava gli oggetti, dopo un po' tornava a ricercarli, tipo le chiavi, un maglione, un paio di occhiali, e non le trovava mai al suo posto. Al che un giorno dice: strano, va bene che sono un po' sbadato, ma è mica possibile che sempre, ma sempre, dico, quando appoggio qualcosa che ci tengo, torno e non lo trovo. Non è che posso sempre perdere le cose. E quindi il vostro Marietto, a un certo punto, incominciò a pensare che sparivano così così. E come diceva quel tale, pensare male si fa peccato, ma alcune volte, spesso, ci si azzecca. E infatti il Marietto un giorno appoggiò un maglioncino e volle vedere se quando tornava lo ritrovava. E infatti non lo trovò e quindi era chiaro che c'era qualcuno che faceva i trichi trichi, i scherzetti al Marietto. Ma questo era anche un segno che c'era qualcuno che voleva bene al vostro Marietto e lo curava, era un segno dall'altra parte che qualcuno voleva prendersi cura del vostro Marietto. Ma la storia non è questa, la storia è che si è un po' amplificata. E qui inizio praticamente. Quindi il vostro Marietto abita in questa casetta e c'era un parente che aveva un orto. Immaginatevi il vostro Marietto 110 kg, quindi un pochettino sovrappeso di solo 40 kg, insomma sembravo un omino Michelin quando mi muovevo. E un giorno, verso settembre-ottobre, quel parente stretto gli dice: senti, c'è qui una zucchera a spostare. Io allora vado giù bello danzoso nell'orto, cerco di capire qual è la zucca e guarda un po', la zucca è la più grossa, 28 kg di zucca, che il Marietto già sudava freddo solo a guardare la zucca, figuriamoci spostarla. Questo parente stretto abitava praticamente nella casa a fianco dove abita il Marietto e quindi prendo un carrello, sposta sta benedetta zucca di 28 kg e non vi faccio pensare neanche le 7 e i miei pensieri in quel momento lì, perché insomma ero da infarto, ero quasi da camera mortuaria. Spostiamo sta zucca e la mettiamo in un corridoio, visto che la casa adiacente dove abitava questo parente è una casa molto vecchia, infatti abitava solo lui, una casa di 3 piani di quelle coloniche di 200 anni fa, no? Abitava solo lui e il figlio di questo parente. Quindi cosa succede? Poggio questa zucca in un posto che praticamente era impossibile arrivarci se non ci si aveva le chiavi, su per terra chiaramente, e me ne vado. Insomma, il vostro Marietto 110 kg riesce a portare dentro questa casa questa zucca che praticamente per entrare bisognava passare da 3 o 4 porte e l'appoggia lì e se ne va, perché tanto il Marietto era un idrovola, mangiava di tutto, ma la zucca no. Passa il tempo, dopo un po' di giorni, e questo parente arriva e dice: Marietto, ma dove hai messo la zucca? A che il Marietto, che non gli piacevano le zucche, dice: ma la zucca è là, l'ho lasciata là, insomma, non è che vado a spostare 28 kg di zucca con un fruscellino. E questo personaggio dice: no, guarda, la zucca me l'hai portata via. Io vado là e dico: ma no, guarda, la zucca è qui in corridoio, nessuno la può aver spostata se non tuo figlio, no? E questo personaggio dice: no, è impossibile, lui non l'ha spostata. A che io pensavo che l'avessi spostata il figlio e questo personaggio pensava che l'avessi spostata io, cioè l'avessi portata via di nascosto. Al che vado là e vedo che effettivamente la zucca, dove l'avevo lasciata io, non c'era più. Allora ho pensato, magari sono gli altri padroni della casa che abitando qua sono venuti e se la sono portata via, ma le porte erano chiuse e quindi nessuno poteva essere entrato in questo corridoio. Allora il vostro Marietto sale per tutta questa casa, che è una casa colonica, come vi ho detto prima, piena di stanze vecchie, controlla dappertutto e la zucca non c'era. Allora torno indietro, questo personaggio è ancora lì nel corridoio
ci mettiamo a parlare, insomma questa zucca qui stava diventando qualcosa di veramente importante, cioè era il piatto del giorno, nel senso questa qui voleva a tutti i costi sta zucca dietro. Io mi metto al posto di dove ho appoggiato la zucca, guardo perché dico se qualcuno l'ha presa sicuramente l'ha strisciata, perché io ho fatto una fatica immensa a portarla qui che peso 110 kg, una donna è impossibile che riesca a spostare 28 kg di zucca così, ci vuole un carrello, quindi per forza di cose la deve aver strisciata. E effettivamente io mi metto al posto della zucca dove l'avevo appoggiata e la zucca praticamente non dava, cioè nel senso non si vedeva per terra degli strisciamenti. Quindi mortificato, un po' scavolato perché pensavo che l'avesse portata via il figlio di questa persona, questa zucca, dico guarda io non c'entro, il marietto non c'entra, molto probabilmente l'ha portata via quell'altro tipo. E quella persona dava la colpa a me chiaramente. Allora ci mettiamo a 2 metri distante da dove avevo lasciato la zucca e cominciamo a pianificare, a ragionare, a pensare chi l'avrebbe potuta portare via di nascosto, perché insomma a me non interessava la zucca, ma si vede che a questa persona interessava tantissimo. Anche dopo 30 secondi che stiamo parlando, io mi volto, la persona si volta e la zucca era lì, era riapparsa. Quella persona mi guarda e mi dice, ma come hai fatto? Io la guardo e dico, io non c'entro niente. E siamo rimasti stupefatti, al che gli dico a questa persona, senti, non diciamo niente in giro a nessuno perché qua ci portano al neuro, buttano via la chiave, capito? Zitto, che resti fra me e te. E da quel giorno lì ho sempre pensato, ma chissà cosa mi volevano dire queste persone o questi esseri che mi prendono o mi fanno questi barbatruccoli, chissà cosa vogliono dire al vostro marietto. Ecco, questo è un racconto tanto per, voi sapete che i miei racconti sono solo di fantasia, però la storia della zucca è una storia fantasia come tutte le altre, 28 kg spariti e ritornati in un batter d'occhio. Cari amici, anche questo è un racconto di fantasia del vostro marietto, il racconto della zucca. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di Riccardo e del Marietto Veneziano, di farlo o di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel sito del Capitano, dove potete scaricare gratuitamente degli ebook. Grazie per avermi ascoltato e visto anche oggi. Alla prossima, ciao.